Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura i risultati delle elezioni europee. Forza Italia si conferma in Sicilia il partito leader con una percentuale del 23%. Medaglia d'argento per Fratelli d'Italia che tocca il 20%, seguito dal Movimento 5 Stelle col 16%. 8 i posti per la circoscrizione Isole, oltre 120.000 voti sono andati ad Edita Maio, Chinnici terza, Falcone invece il terzo più votato in Italia per Forza Italia. Ha raggiunto invece quasi il 60% l'affluenza di voto registrata per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in Sicilia. 37 comuni chiamati a votare, Messina capolista col 65,67% di votanti, ultima della classe Agrigento col 45,41%. E passiamo alla cronaca, una domenica da dimenticare, quella di ieri sulle strade della Sicilia, 4 i morti e 7 feriti. Un altro sinistro mortale si aggiunge alla lista di ieri. Stamattina a Siracusa un 51enne di Belvedere in moto ha perso la vita dopo lo scontro con un'auto. Un altro incidente stradale si è verificato invece in mattinata sull'autostrada 19 Palermo-Catania. Un furgone e 2 mezzi pesanti, di cui uno si è anche ribaltato, si sono scontrati causando il ferimento di 2 persone. Non solo incidenti nella domenica di ieri, ma anche caldo e fuoco. 11 gli incendi divampati in 5 province. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in 3 roghi nell'Agrigentino, 2 nel Nisseno, 2 nel Catanese, 2 nel Messinese e 2 nel Siracusano. A Messina in particolar modo è stato necessario evacuare anche 3 famiglie. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.